L'incremento dei ricoveri in area non critica di pazienti Covid fa scattare in Veneto la terza fase del piano ospedaliero. Tradotto, si riaprono i 10 ospedali Covid. Sono 50 ricoveri giornalieri, un trend al momento lineare, ma che non esclude future impennate. La curva dei contagi, ripete Zaia, presidente della regione Campania, dopo il picco scende, ma ancora non si sa quale e quando ci sarà questo picco. Le province di Belluno e di Treviso al momento sono quelle con la situazione più critica. Vuol dire che ogni persona in terapia intensiva ci dà come rapporto 9 persone ricoverate in ospedale in area non critica. È un rapporto sicuramente basso di terapia intensiva rispetto ai ricoverati rispetto a marzo. Cioè la prima ondata era assolutamente pesante, avevamo dei momenti nei quali avevamo il 30%, cioè 1 su 3 ricoverato in terapia intensiva, e quindi è un rapporto assolutamente a favore delle terapie intensive. In generale noi consideriamo che il passaggio alla terza fascia possa avvenire, secondo questo trend, nel giro di 3-4 giorni, perché noi carichiamo più o meno una cinquantina di pazienti al giorno, giusto, in area non critica, ne abbiamo 750 oggi, per arrivare a 900 ce ne mancano 150. Allora, siccome ci siamo dati una regola, 150 iniziamo ad attivare, il che vuol dire che inizieremo ad attivare. Avviso già che già ieri abbiamo dato a disposizione in videoconferenza ai direttori generali di cominciare a scaldare i motori, e chi ha diciamo, privati identificati come Covid Center di avvisare i privati. Lo si fa diciamo, in maniera graduale, non è che tu prendi l'ospedale e lo chiudi. Lo si fa pensando a 2 fattori: il primo, di preservare tutti gli hub provinciali. Voi sapete che ogni provincia, lo spieghiamo a tutti quelli che ci ascoltano, ci leggeranno, che ogni provincia ha un ospedale provinciale di riferimento che viene definito hub, e poi ha degli ospedali del territorio che sono gli SPOC. L'idea qual è? Che in caso di emergenza estrema Covid, di mantenere quantomeno inalterata l'attività ordinaria nell'ospedale hub. In fase di messa a punto anche un protocollo terapeutico per la cura a domicilio, grazie anche alla collaborazione con i medici di medicina generale, con i quali il Ministero della Salute sta trattando anche per i tamponi rapidi in ambulatorio. Quanto ai salivari c'è ancora da attendere. Zaia è ritornato ad esprimersi sull'ultimo DPCM, condivide le proteste civili in Veneto e si aspetta una modifica direttamente dall'esecutivo nazionale, prima forse di firmare un'ordinanza per evitare gli assembramenti nei centri commerciali. Ma su questo tema, guarda, noi la stiamo affrontando sta roba, però vorrei vedere anche il governo cosa fa, visto considerato che nel DPCM ha detto che non serve chiudere i centri commerciali.